Mirko De Gerone, tecnico del Forte dei Marmi, questa sera lodi una partita difficile, però il secondo posto è conservato, è importante per la Coppa Italia. Sì, la partita si è messa male a livello infortunio subito con Pato e Pinazar che ha dovuto abbandonare dopo 5 minuti e poi avevamo Enrique reduce da Sì. una settimana di influenza. Però non ci piangiamo addosso, non l'abbiamo mai fatto. Abbiamo penso dimostrato anche stasera di meritare il secondo posto perché al di là del risultato abbiamo giocato a viso aperto nonostante queste diciamo così, defezioni. I ragazzini che sono entrati questa sera l'hanno fatto veramente bene, mi sono piaciuti e quindi soddisfatto a metà perché il risultato non ci premia naturalmente, però i ragazzi mi sono piaciuti. Ecco, una partita divertente arrivata nell'ultima giornata del girone di andata, con una classifica alla fine che recita Forte secondo, Amatori Lodi terzo, forse è la classifica che rispecchia più i valori di questo girone d'andata. Penso che per il girone di andata sia così come stai dicendo tu, poi dopo sappiamo il campionato è lungo, noi puntiamo ad arrivare nelle prime 6 perché abbiamo squadre come Follonica, Lodi, lo stesso Trissino naturalmente che la fa da padrone, lo stesso Bassano che è una rosa molto più ampia della nostra, che sono squadre secondo me più attrezzate. Però noi stiamo facendo bene e non abbiamo intenzione di mollare per niente assolutamente insomma.